Quante cose stiamo imparando dai nostri viaggi. Nonostante le difficoltà a cui la pandemia ci sta sottoponendo, noi ci siamo imposti di portarvi un po' di serenità e di tranquillità, portandovi insieme a noi nel nostro viaggio all'interno della nostra splendida regione. L'inchiostro della mia penna continua a scorrere in centinaia di fogli per cercare di raccontare, soffermandomi sulla bellezza, che è un elemento centrale dei nostri paesi, dei nostri borghi, delle nostre città. Questa sera affronteremo una tematica molto importante. Porteremo le nostre telecamere in un importantissimo luogo di culto e nel Museo del Territorio e del Costume per conoscere la storia che... no, non vi anticipo niente questa volta. Mario, posiziona il drone, perché il nostro pubblico è pronto e noi non aspettavamo altro. Benvenuti in una nuova puntata del Viaggio nella Storia. Quest'oggi ci troviamo a Santa Sofia di Piro. Vi introduco nel nostro racconto direttamente da una ripresa dall'alto per farvi ammirare nel miglior modo possibile questa magnifica realtà. Proprio da questo centro abbiamo deciso di raccontarvi una delle tante storie che riguardano il nostro territorio e quest'oggi affronteremo la tematica del mondo Arbrescia. Con l'intenzione di ripercorrere le origini e conoscere quella che è storia antica ma ancora presente nel nostro territorio, muovendoci all'interno del Museo del Costume e del Territorio di Santa Sofia di Piro, cercheremo di ricostruire in parte la storia attraverso le varie esposizioni museali di corredi tipici delle donne arbresce e la storia di questo magnifico popolo. Santa Sofia de Piro è un comune di origine albanese, dove il passato dei padri arbresci è ancora presente. Nei nostri numerosi studi per conoscere e apprendere il più possibile sulla storia della nostra magnifica regione, abbiamo scoperto che Santa Sofia fu fondata prima della venuta degli esuli albanesi. E indagando ancor più nel dettaglio sulla storia di questo sito, pare che le sue origini risalgono molto prima del XV secolo, periodo in cui avvenne l'immigrazione albanese. Le fonti ci parlano di alcuni guerrieri bizantini che occuparono alcuni territori della provincia di Cosenza. E ci fermiamo solo qui, per un secondo, perché torniamo indietro nella domanda che ci siamo posti per affrontare questo tema, e cioè, quale esempio migliore di conoscere la cultura arbrescia osservando questi magnifici abiti realizzati con varie tecniche e con tessuti di un tempo. La cosa che più di tutti mi colpisce in un primo momento è che questi abiti sono tutti originali, donati da abitanti del posto e non solo. Perché sì, anche un abito può fungere da fonte per farci conoscere la quotidianità degli antichi sofioti. Pensate questo, ogni vestiario rappresenta una funzione importante per chi lo indossava. Noi passeremo molto velocemente da un capo all'altro perché ci siamo prefissati nel nostro viaggio di ripercorrere la storia dell'importantissimo evento migratorio, muovendoci in vari punti nella storia di Santa Sofia di Piro e ammirando il più possibile le bellezze che racchiude al suo interno. Ci spostiamo soltanto un secondo dal Museo del Costume di Palazzo Bugliari per portare le nostre telecamere all'interno di una grande bellezza racchiusa nel centro di Santa Sofia di Piro. Continuiamo la nostra passeggiata nella storia, ripercorrendo alcuni importantissimi eventi della comunità arbrescia. Nel nostro viaggio qualche piccola digressione la possiamo fare. Noi che siamo abituati ormai a questa tradizione del viaggio nella storia, ad entrare nelle chiese dei posti che stiamo andando a visitare.
Mario, entriamo. Ed eccoci all'interno della chiesa madre, dedicata a Sant'Atanasio, patrono di questo magnifico paese. Secondo alcune fonti, pare che la chiesa fu edificata intorno al 1742. Per noi del viaggio nella storia è una novità osservare nell'unica navata le pareti affrescate da alcune scene bibliche più conosciute. Le icone che noi stiamo osservando sono una novità per noi, che abbiamo visitato sempre chiese di rito latino, ma dovete sapere che sono comuni in ogni chiesa di rito greco-bizantino. Per farvi un esempio, sostituiscono le statue nelle chiese cattoliche. Noi intanto, per ammirare da più angolazioni questa meraviglia, ci spostiamo portandovi con noi. Tieni, sì come sta? Ferti, non vi preoccupate. Con l'operatore giù a fare le riprese di questa importantissima chiesa riscopriamo quella che è la cultura greca ortodossa qui nella nostra regione. Guardate voi che bellezze, cari amici telespettatori. Spero di riuscire a mostrare in parte quello che noi stiamo osservando qui. Mamma mia, quante bellezze che abbiamo nella nostra terra e che non conosciamo, cari amici. Saliamo al piano superiore per cercare di vedere le altre bellezze racchiuse all'interno di questo importantissimo museo. Venite. Continuiamo il nostro viaggio ritornando all'interno di questo museo per ammirare ancora più nel dettaglio la storia di Santa Sofia d'Epiro. Dicevamo che ogni vestito veniva usato per un diverso avvenimento. Nel nostro cammino stiamo ammirando quei tipici vestiti utilizzati nella quotidianità delle donne a Brescia, come anche quelli utilizzati negli eventi più tristi, come la perdita di un loro caro, completamente di nero vestiti. Il particolare che ci sta mostrando la nostra guida Franco sono alcune rifiniture con fili d'oro di questi abiti da sposa. Questo tipo di vestito veniva tramandato da madre in figlia. Stiamo parlando di abiti del XVIII e XIX secolo, abiti che racchiudono un'importanza storica mai vista, che ci permettono di rivivere e contestualizzare la venuta degli albanesi nei nostri territori. E per fare questo dovremmo parlare della morte del leggendario Skanderberg, a cui abbiamo deciso di dedicare una puntata nel nostro proseguo. Con la morte di Skanderberg, l'impero ottomano riesce ad impossessarsi dell'Albania e sotto la minaccia del sultano, considerata una delle cause principali dell'emigrazione albanese, questi partirono per cercare quella fortuna e quella pace che in quel preciso momento storico nella loro terra natale mancava. Nel caso di Santa Sofia, come dicevamo, gli abitanti albanesi ripopolarono questo centro, che si era spopolato nel corso del XIV secolo, ridando luce e splendore a questo magnifico casale. Quello che voi state vedendo è un altro livello del Palazzo Bugliari, una sezione dedicata all'erbario del Crati. Pensate un po', sono stati ricostruiti circa 50 tavole espositive delle risorse regionali del lago di Tarsia e della foce del Crati. Osservate un po' la cura che hanno avuto nel riordinare queste magnifiche piante. Il lavoro è stato condotto dal professor Puntillo e insieme all'associazione Gli Amici della Terra che hanno costruito tutto questo. 4 comuni, Santa Sofia d'Epiro, Tarsia, Corigliano e Cassano. Credetemi, sembra inverosimile per noi osservare l'accuratezza e la metodologia con cui tutto questo è stato ordinato. Noi, del viaggio nella storia, non avevamo mai trattato argomenti del genere e questo è il bello dei nostri viaggi. Ci muoviamo per un argomento per restare ammaliati da tutt'altro. Lascio spazio alle immagini per farvi ammirare quello che noi stiamo osservando da vicino.
Allora sì, le comunità Brescia rappresentano un patrimonio inestimabile per la provincia di Cosenza, per la Calabria in genere, ma anche per il sud Italia, dato che comunque alcune comunità si trovano anche nelle altre regioni, anche se la Calabria è il fulcro di questa cultura. Credo che ci sia veramente tanto. Santa Sofia, come anche gli altri paesi, custodiscono un sapere immenso, anche perché è una peculiarità che lascia ad occhi, lascia in qualche modo sorpresi chiunque venga a visitare questi luoghi. Santa Sofia, come potete vedere, possiede, oltre che questo splendido museo, questi splendidi vestiti che ci circondano, che poi rappresentavano fino a 20, 30, 40 anni fa la nostra realtà, il vivere quotidiano. Quindi comunque adesso è raro vedere donne che indossano questi costumi, però comunque ancora c'è qualcuno che lo indossa. Fino a mezzo secolo fa era quasi la totalità delle signore anziane lo indossava, quindi vi lascio immaginare cosa poteva comunque significare vedere tutte queste donne con questi sontuosi abiti in giro per il paese, passeggiare per il paese. Dobbiamo anche dire, questo lo dico da amministratore, da sindaco, che forse è un momento difficile per la tutela di queste minoranze, diciamo delle minoranze in genere, ma perché comunque siamo in un'epoca in cui la globalizzazione l'ha fatta padrone, quindi è inevitabile che le minoranze vengano messe un pochettino a rischio, questo è sicuro, però dobbiamo comunque mettercela tutta. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di uno dei centri più importanti a Brescia, qui sul territorio cosentino. Ci siamo mossi nella chiesa di Sant'Attanasio per ammirare le bellezze le bellezze greco-cristiane che conserviamo all'interno del nostro territorio. Ci siamo mossi pure ad osservare le tradizioni racchiuse all'interno del bellissimo museo qui a Santa Sofia e continuiamo a muoverci all'interno di questo bellissimo paese. Grazie alla guida che ci sta accompagnando in questo bellissimo viaggio, Franco Mirato, che grazie alla sua disponibilità e cordialità e soprattutto alla sua preparazione, perché ci sta mostrando posti in questo splendido paese che noi non conoscevamo. Stiamo per mostrarvi dei supporti che sono stati ripresi pure da parecchie televisioni, come la guida ci spiegava poc'anzi. Continuiamo a muoverci all'interno delle ghitonie, cioè i rioni. Ogni paese albanese è organizzato in piccoli nuclei abitativi, chiamati ghitonie. In molti corrono il rischio di confondere gli attuali abitanti dell'Albania con gli arbresci presenti sul nostro territorio. Dopo la morte di Skanderberg, anche la stessa lingua è tutt'altro che uguale. Quella degli arbresci è stata contaminata dalle influenze locali, così come il turco è penetrato all'interno del linguaggio albanese. Nel nostro caso, l'influenza meridionale contagiò quella degli arbresci. Per proseguire la nostra ricerca ci spostiamo all'interno della biblioteca Angelo Masci, specializzata proprio nel tema riguardante le minoranze linguistiche. Continuiamo ad indagare sulle radici della cultura arbrescia nella nostra regione. Ci spostiamo tra un libro ed un altro, tra una traduzione e tra i ricordi storici come quello che il nostro amico Franco a breve ci mostrerà. Grazie ancora una volta a Franco che ci ha portato qui all'interno di questa biblioteca. Come voi ben potete vedere, così antichi L'avete raccolti, Fra? L'hai raccolti nel corso del tempo, 30 anni? Quanti sono stati? 30 anni di attività bibliotecaria. E sono tutti rinvenuti qui a Santa Sofia, tutti rinvenuti a Santa Sofia. Guardate voi che meraviglia, che è conservata all'interno di questa magnifica biblioteca. Un Nuovo Testamento, tradotto dal greco all'albanese. Una copia unica da osservare
ammirare. Guardate qui, gli amici di Santa Sofia cosa ci hanno appena mostrato. Un'importanza storico e culturale che è conservata qui all'interno della Biblioteca Civica di Santa Sofia. Stiamo proseguendo il nostro viaggio all'interno delle bellezze che sono racchiuse qui nel centro di Santa Sofia de Piro. Ci hanno portato ora qui, in una delle chiese fuori il paese. Guardate voi che bellezza e che peculiarità che questo gioiellino conserva al suo interno. Operatore, vieni. Ed eccoci in una cappella dedicata anch'essa a Sant'Attanasio, un edificio chiaramente di stile bizantino e costruito intorno agli anni 90 su un edificio già preesistente. Anche qui sembra di stare sul palcoscenico di alcuni avvenimenti che rimandano al cristianesimo negli affreschi del pittore albanese Droboniku. Cari amici telespettatori, racchiusi nella preghiera, ci immergiamo in questo tripudio di immagini che è una caratteristica e usanza del rito greco cristiano. Questa è la storia che abbiamo deciso di raccontarvi questo sabato. Attraverso vari punti abbiamo percorso la strada del ricordo di quella che è l'evento migratorio per gli albanesi. Cerchiamo di soffermarci sulla tradizione, che può ritenersi fragile sotto gli eventi della globalizzazione. Quanto conosciamo veramente la nostra regione? Bisognerebbe salvaguardare tutte le realtà minoritarie che sono capaci di farci distinguere con le loro bellezze storiche e tradizionali, proprio come quella che abbiamo mostrato quest'oggi, che Santa Sofia de Piro racchiude al suo interno. Ci tengo a soffermarmi sull'episodio della prossima puntata. Ci sposteremo nel santuario di San Francesco di Paola, dove cercheremo di raccontare la sua vita e le bellezze storiche conservate all'interno di questo antico santuario. Ringraziamo il signor Franco che ci ha dato un'importantissima mano a ricostruire quello che ci siamo prefissati di raccontare qui a Santa Sofia de Piro, parlandovi delle comunità arbresce che sono presenti sul nostro territorio, sia regionale, ma noi ci siamo concentrati in quello della provincia di Cosenza. Franco, grazie. Gizvejube, misa na etici Sofia e shumë të falja ka shumë Sofia. Ringrazio Teleuropa per questa bellissima trasmissione. Scegami su Sofia.